Quinta corsa, confronto per anziani di F e 10 al via. Betting molto incerto, sale la quota di Eternal Hope, scende quella di Duquez, scende quella di Zardei Baba. Start in movimento 1 Duquez, 2 Boni Spritz, 3 Zardei Baba, 4 Dama Bianca Par, 5 LJ, 6 Eternal Hope, 7 Denise Dorial Mail, 8 Cerbero 3B, 9 Claire di Iesi, 10 Esperanza SSG. Autostart che ha raccolto i partecipanti lungo la curva di sinistra. Tutti bene a rete, pronti a far partenza, si ritrae LJ. Partiti. È veloce Zardei Baba con all'esterno Eternal Hope che prova la partenza tutta per andare al comando. Insiste Eternal Hope all'attacco di Zardei Baba ma si scompone e sbaglia. E così Zardei Baba rimane al comando nei confronti di Boni Eternal Spritz. Hope, Poi Dama Bianca Par, quindi Esperanza SSG, 200 in 14 e 2. Con in vantaggio Zardei Baba che ora rallenta, Boni Spritz in seconda posizione, in terza rimane Dama Bianca Par a precedere Speranza SSG, all'esterno Duquez che si è scoperto subito, 400 metri in 29,7. Sposta all'esterno Esperanza SSG che anticipa le mosse di Duquez e si propone allo scoperto accanto a Dama Bianca Par e cerca di progredire per raggiungere la testa della corsa, 600 metri passati in 45,7. Passaggio davanti alle tribune con Zardei Baba in vantaggio nei confronti di Boni Spritz, all'esterno Esperanza SSG che si trascina Duquez, quindi Cerbero 3B in corda. Boni Spritz precede Dama Bianca Par, Denise Dorial Mail e via via gli altri. Si viaggia sul piede dell'1,16 con Zardei Baba che prosegue in vantaggio, Speranza SSG allo scoperto, è richiesto Boni Spritz in corda, Duquez in attesa in seconda pariglia 1,15,6 km iniziale, Speranza SSG scavalca Boni Spritz e si pone in scia a Zardei Baba, Duquez che avanza in progressione, Denise Dorial Mail lungo la corda, 14,4 la retta opposta alle tribune, Zardei Baba è in vantaggio nei confronti di Speranza SSG, poi Duquez cerca di emergere al gruppo anche Dama Bianca Par, ma i primi due sono nettamente avanti all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Zardei Baba è in vantaggio nei confronti di Speranza SSG che prova a spostare al suo esterno, Zardei Baba in vantaggio, Speranza che ci prova, Speranza SSG che va su Zardei Baba, Speranza SSG che passa e vince nei confronti di Zardei Baba. Al terzo posto Denise Dorial Mail. 29,8 ad arrivare, 1,14,5 per il successo di Speranza SSG. Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Spallina. Vince la 5 anni da Timo Coe Teorema OM in percorso esterno. Rifiata in scia a Zardei Baba per l'ultima curva, sposta e viene a vincere nel finale. Bel successo di Speranza SSG. Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo ancora una volta in giornata sugli scudi dopo la vittoria di Fritelli. Secondo è Zardei Baba, terza Denise Dorial Mail.